Bandiere del comune a mezz'asta, attività invitate a osservare un minuto di silenzio e se possibile fermarsi durante i funerali. Si stringe con affetto la mamma e il papà di Martin Pattaro, la comunità di Trebaseleghe, con il sindaco Antonella Zoggia che in segno di profondo cordoglio ha proclamato il lutto cittadino. Alle 15:30 in tanti vorranno salutare Martin Pattaro, morto martedì pomeriggio mentre correva lungo la Treviso Ostiglia con la sua mountain bike arancione. Gli occhi buoni e vivaci, Martin Pattaro era un ragazzo pieno di vita. Era con un amico, come faceva spesso. Era felice di andare in bicicletta. Stava attraversando in via Malfattini quando è stato investito da un'auto che non ha potuto fare nulla per evitarlo. Il suo giovane cuore si è fermato praticamente subito, nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei sanitari del SUEM 118. Piangono mamma Fabrizia e papà Alessandro, piangono gli amici di Martin, i suoi compagni di scuola, quelli della scuola di break dance. In un estremo gesto di generosità, la famiglia di Martin Pattaro ha autorizzato la donazione degli organi, gesto d'amore e di vita, dono prezioso verso chi, dalla morte e dalla sofferenza, potrà avere una nuova speranza.